per primo ricominciare a costruire il benessere di questo territorio, conservando la freschezza del dono ricevuto. Tutto quello che abbiamo stasera lo abbiamo ricevuto, non è nostro, ma deve essere trasmesso senza essere sporcato dagli interessi di parte o dagli egoismi di territorio, perché anche lo stesso aeroporto, e dopo ascolteremo volentieri la presenza, e ringrazio anche per aver sostenuto, anche se con tutte le problematiche connesse, e quindi questo territorio è un territorio fertile per il futuro. Mi dispiace solo che ha perso la vocazione all'agricoltura. In Puglia ci sono tante città ricchissime. Puglia è una terra di grano, è una terra di verdure, e le città più ricche, dove c'è tanto lavoro, sono quelle che non hanno perso la loro vocazione agricola. Le città che si sono trasformate per il progresso tecnico si trovano molto in difficoltà e vorrebbero ritornare all'idea e all'immagine di quello che era una volta. Allora grazie, viviamo questo libro come un inizio. Ogni rischio è sempre aperto, però ogni avventura è indefinita. Rinnovare il nostro territorio non è impossibile, purché ognuno ci metta la faccia e ci metta qualcosa di sé. Bene, grazie. Mai a commuoversi per alcune cose, ma a sentire di avere delle radici è fondamentale, perché se si hanno le radici significa che c'è un'appartenenza, e se si hanno le radici significa che il nostro essere popolo deve portare frutto. Allora il primo frutto, dicevo, è proprio quello di vederci stasera, guardarci negli occhi e ricordare anche un passato recente, diciamo un passato dove ci siamo visti a fare tante cose insieme. Io ricordo da giovanotto con padre Manco